una persona meravigliosa, perché allora io sempre ho l'idea che se tu devi stare con qualcuno è perché ti dà qualcosa in più e perché automaticamente ti rende migliore. Lei lo fa giornalmente, l'ho detto sempre io, in una coppia bisogna essere un pazzo, differenti ma allo stesso modo uno deve avere bisogno dell'altro. Arcangelo e Roberta, è bello perché ognuno di noi abbiamo un ruolo, nessuno è per caso e niente capita per caso, ma in ogni cosa c'è la volontà di Dio. È bello quello che voi avete organizzato, Chiesa, è altrettanto bello quello che voi avete organizzato dopo, ma è bellissimo la parola di Dio che voi avete scelto in questa circostanza, perché è quella parola che vi deve guidare e illuminare per tutta la vita. Voi sarete per sempre, per l'eternità, per tutta la vita, non solamente per un giorno, ma per sempre, marito e moglie. Abbiamo costruito passo dopo passo tutto assieme, abbiamo i tibeti, siamo stati sempre assieme. Ma 3 anni c'è la prima risa, non ci sta, non c'è stata, 12 anni non c'è mai stata, sinceramente, grazie a Dio. Siamo sempre d'accordo, siamo diversi, totalmente diversi, però ci troviamo, ci incastriamo, come abbiamo detto uno con l'altro, ci scaffiamo l'uno con l'altro, ci incastriamo. Io Arcangelo accolgo te, Roberta, come mia sposa. Io Roberta accolgo te, Arcangelo, come mio sposo. Con la grazia di Cristo, Prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Ad Arcangelo e a Roberta facciamo un bel applauso che sono marito e moglie.